Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Nuovo colpo alla mafia catanese, sgominato il clan della famiglia Santa Paola Ercolano, attivo nel quartiere Villaggio Sant'Agata. 11 in carcere, 2 ai domiciliari. I boss davano ordini pure dalle celle, anche stavolta con i telefonini. All'ospedale di Patti nel Messinese mancano le stecche e per bloccare una frattura i medici usano il cartone. L'ira di Schifani che chiede scusa alla famiglia, ordinata un'ispezione regionale. Ad Agrigento anche l'arcivescovo alla manifestazione del pomeriggio per la mancata soluzione della crisi idrica. Servono provvedimenti seri, ammonisce Monsignor Damiano, e invece dominano rincari, polemiche, rimbalzi di responsabilità e reticolo-brodo. Ed è già guerra dei pozzi tra i comuni, Pozzallo contro Licata, Messina in polemica con Taormina. Palermo per fronteggiare l'emergenza rifiuti, doppi turni, assunzioni, ditte private, ma allo Zen i cumuli di immondizia sono ormai a contatto con le abitazioni. Catania, la reliquia tanto cara ai devoti di Sant'Agata, il velo rosso della martire ha raggiunto la chiesetta di Cannizzaro della diocesi di Acireale, esaudendo il desiderio di tanti fedeli. Musica, Irama, questa sera alla Villa Bellini per il Summerfest di Catania, unica tappa siciliana, oltre 6.000 presenze previste, fan in arrivo da tutta l'isola. Calcio, il Catania è ancora impegnato sul mercato con alcuni colpi in arrivo. Domani fa il suo esordio ufficiale in stagione contro la Carrarese in Coppa Italia. Bentrovati, lotta alla mafia catanese, sgominata all'organizzazione della famiglia Santa Paola Ercolano, attiva nel quartiere Villaggio Sant'Agata. 5 arresti, 2 ai domiciliari, 6 incriminati già in carcere, dalle celle gli ordini impartiti anche stavolta con i telefonini. Orazio Longo. Un contrasto generazionale tra vecchia mafia e giovani criminali in ascesa, più cauti e calcolatori i primi, che pure dal carcere continuano a comandare e a dare ordini attraverso i telefoni cellulari, in qualche modo introdotti negli istituti penitenziari e illecitamente utilizzati. Più irruenti, spregiudicati e anche social i secondi. In 11 sono finiti in carcere, altri 2 agli arresti domiciliari nell'operazione condotta dai carabinieri di Catania nell'inchiesta Leoni di Bis della DDA contro una frangia della cosca Santa Paola Ercolano. Tra i boss anche Salvatore Battaglia del gruppo del Villaggio Sant'Agata. Altra figura di interesse sarebbe quella di Salvatore Gurrieri, esponente della vecchia generazione. Tra i giovani emergerebbe l'ascesa al potere criminale di Giuseppe Pistone, 37 anni, che da autista del boss sarebbe arrivato ad avere un ruolo apicale all'interno del clan Nizza. I reati contestati sono associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico di stupefacenti. Più o meno 1 chilo di cocaina aveva un prezzo all'ingrosso di 35.000 euro. È stata accertata anche una piazza di spaccio volante realizzata esclusivamente online attraverso dei canali social e consegne direttamente a domicilio. L'avvio delle indagini a maggio dello scorso anno con l'arresto lo scorso dicembre di 9 persone indiziate della pianificazione di un attentato omicidiario nei confronti di un esponente del clan Cappello Bonaccorsi. Tra le varie attività del clan non mancava la garanzia del sostentamento economico per i boss in carcere. Il sostentamento che viene garantito all'affiliato detenuto risponde anche a quello che è il grado gerarchico. L'attività ha documentato in maniera chiara come il gruppo avesse una consistente disponibilità di armi da fuoco e che in particolare alcuni degli indagati non avessero alcuna riserva a girare armati. All'ospedale di Patti, nel Messinese, mancano le stecche e per bloccare una frattura i medici usano il cartone. L'ira di Schifani, che chiede scusa alla famiglia, disposta un'ispezione. Ai nostri microfoni parla il giovane Francesco Triolo.
Senza stecche per gli interventi d'urgenza. All'ospedale Barone Romeo di Patti i sanitari hanno bloccato con un cartone la frattura del perone ad un ragazzo di San Piero Patti giunto al pronto soccorso. Il cartone poi è stato sostituito con un tutore in un ospedale di Messina, ma quella foto, quell'immagine è diventata subito un caso politico. A raccontare il fatto è lo stesso giovane, Elia Natoli. Il stupore non è tanto nel ricevere quel tipo di bendaggio, perché come detto più volte i dottori di turno, in questo caso la dottoressa Maria Giovanna Barbitta, ha fatto la MacGyver dell'occasione e mi ha egregiamente fasciato e tenuto fermo il piede, che purtroppo ho rotto in un incidente autonomo con la motocicletta. Il problema sta proprio quello che quando cercava la dottoressa delle stecche non c'erano né stecche né niente, e con la prima cosa che ha trovato mi ha fasciato il piede. Ecco, questo è A denunciarlo invece è stato il padre, il giovane che ha chiamato in causa la regione Sicilia, e oggi il presidente Renato Schifani ha telefonato al giovane. Sì, oggi, questa mattina mi ha telefonato il presidente Schifani. All'inizio ero incredulo, pensavo che fosse uno scherzo di qualche amico. In realtà poi era veramente lui. Io ero all'insaputa di quell'articolo del giornale. Faceva le sue scuse e mi porgeva i suoi più sinceri auguri, però alla mia risposta che non era colpa dei sanitari, come ho detto poco fa, dice lui: sì, loro sono delle povere vittime in questo sistema, stiamo facendo ispezioni, eccetera, eccetera. Diverse le reazioni nel mondo politico e della società civile per quanto accaduto, e che mette ancora una volta a nudo i limiti della sanità siciliana, che deve fare i conti, oltre che con la cronica carenza di personale medico, anche con l'insufficienza dei più basilari presidi medicali. E oggi l'assessore alla salute Giovanna Volo ha disposto un'ispezione all'ospedale di Patti per accertare fatti e responsabilità con la massima urgenza e adottare i provvedimenti idonei al superamento delle criticità accertate. No, la crisi idrica è lontana dall'essere risolta. Rincari, polemiche, rimbalzi di responsabilità e naturalmente soprattutto reti colabrodo che fanno disperdere l'acqua. Ad Agrigento anche l'arcivescovo fa sentire la sua voce, invitando a trovare soluzioni risolutive, dice. Nel pomeriggio parteciperà alla grande manifestazione che prevede 3.000 persone in piazza ad Agrigento. Adelaide Barbagallo. Servono soluzioni risolutive. Sulla gravissima crisi idrica ad Agrigento anche la Chiesa scende in campo e nel pomeriggio l'arcivescovo Alessandro Damiano parteciperà alla grande mobilitazione. Si prevedono circa 3.000 a scendere in strada a manifestare. Intanto, con una lettera, Damiano sollecita gli enti preposti a trovare soluzioni emergenziali e strutturali risolutive, efficaci, efficienti, economiche e solidali. L'arcivescovo invita pure a vigilare su possibili speculazioni su un bene primario che è l'acqua. Gli agrigentini non solo patiscono la sete, ma si stanno svenando per comprare l'acqua dalle autobotti e al contempo si vedono costretti a pagare perfino le bollette dell'AICA, l'azienda di distribuzione. Una situazione paradossale. Non a caso l'arcivescovo Damiano adombra casi di speculazione. Queste già ci sono sicuramente altrove. Alla Piana di Catania si stanno registrando rincari immotivati. Fino a qualche settimana fa, denunciano gli agricoltori, un'autobotte di 10.000 litri di acqua per uso irriguo aveva un costo di 60 euro. Oggi costa il triplo, 180 euro. Le richieste sono tante e non tutti gli agricoltori riescono ad avere l'acqua necessaria. Sospette speculazioni a Messina, dove un'autobotte di 6.000 litri di acqua potabile, prelevata forse da fontane pubbliche, dunque gratis, costa 180 euro più IVA. Interi territori della Sicilia sono nel caos più assoluto. Nella città dello Stretto l'acqua viene tolta a turni nei vari quartieri, a rotazione, tutti soffrono la sete, un quartiere resta a secco per dare l'acqua ad un altro e così via. Ovunque non viene risolto il problema principale, le condutture logore piene di buchi che fanno disperdere l'acqua che c'è. Come se non bastasse, si aggiungono le polemiche tra le istituzioni che dovrebbero lavorare per dare risposte a cittadini, agricoltori e allevatori, tutti allo stremo. L'ultimo botta e risposta vede protagonisti il presidente della regione Renato Schifani e il ministro della protezione civile Nello Musumeci sul costo dell'acqua fornita dalla nave militare Ticino approdata a Licata, troppo cara per il coordinatore della cabina di regia per l'emergenza idrica dell'isola Salvo Cocina, che ha detto stop a questo tipo di fornitura, informando la protezione civile nazionale. Di rimando il ministro Musumeci risponde che la forza armata ha semplicemente applicato le tabelle di onerosità previste dalla norma.
E non è tutto, in piena pianura d'acqua si scatenano anche le contese per i pozzi. Succede fra l'altro a Pozzallo, dove il sindaco si giustifica, va bene essere generosi anche con Licata e gli altri comuni, ma così si penalizzano le città più virtuose. Ed è polemica anche tra Messina e Taormina. Veronica Barbarino. Comuni uno contro l'altro, armati per contendersi le fonti d'acqua. La siccità semina zizzania e ognuno difende il proprio orto, pozzo. Così Pozzallo non vuole cedere quello in territorio di Ispica, a cui la regione pensava di rifornire di acqua Licata e altri paesi in provincia di Agrigento. Ma alla riunione della protezione civile il sindaco di Pozzallo a Matuna non viene interpellato e ora dice no al prelievo idrico che andrebbe a dare sollievo fuori provincia. Si stabilisce un metodo non corretto, si tenta di colpire quei comuni virtuosi che hanno già impostato una politica delle risorse idriche degna di questo nome. Quello che non ha fatto la Regione Sicilia, che dovrebbe investire sempre più finanziamenti per la realizzazione di dissalatori, per la realizzazione di impianti di desalinazione e soprattutto per rinnovare le reti idriche. Pozzallo è una città che è generosa, però ecco, bisogna essere equilibrati e soprattutto tutto si deve svolgere in piena concertazione. Analoga querelle tra Messina e Taormina. La città, meta di migliaia di turisti, preleva 18 litri al secondo dalla condotta di Fiumefreddo, prendendo in prestito l'acqua per Messina, città in piena sofferenza idrica e costretta a chiedere giornalmente autobotti. Torna in libertà l'ingegner Maurizio Costa, ex responsabile provinciale della Protezione Civile di Agrigento, coinvolto a luglio in un'inchiesta sulla mafia SAC e su presunte infiltrazioni negli appalti pubblici. La scarcerazione decisa dal Tribunale del Riesame di Palermo, che ha dichiarato inefficace la misura cautelare. Doppi turni, assunzioni e ditte private per fronteggiare a Palermo l'emergenza rifiuti. Intanto però allo Zen i cumuli di immondizia sono ormai a contatto con le abitazioni. Marco Gollà. 50 nuove assunzioni, 7 ditte private e doppi turni. La RAP fa all-in per provare a ripulire in qualche modo la città di Palermo in vista del Ferragosto, dove ci sarà anche un boom di turisti. L'emergenza però è ancora piena, soprattutto in determinati quartieri, da Bonagia a Tommaso Natale. Oggi siamo stati nel quartiere Zen e le immagini sono più che eloquenti. Siamo nel cuore proprio del quartiere Zen, guardate alle mie spalle una montagna di rifiuti. Per passare i pedoni da una strada all'altra devono addirittura zigzagare, ma soprattutto dribblare le cataste di immondizia che ci sono qui ormai da diverse settimane. Di pazienza ci vuole, purtroppo l'ambiente è questo, ma non siamo noi però, sono quelle che vengono di fuori, vengono a scaricare e per loro sono a posto. Io ho un po' di anni che vengo, più di 10, e purtroppo devo dire che l'aspetto dei rifiuti va un po' sempre peggio, è vero questo, soprattutto all'ingresso del quartiere dove per un po' di anni si riusciva ad avere un po' più di vita, diciamo. Rifiuti a contatto con le abitazioni, i bambini giocano tra l'immondizia e tra i residenti c'è ormai rassegnazione. E qua è diventato una discarica. Ma che lavoro abbiamo fatto? È uno schifo. Intanto la discarica di Lentini è satura e allora per un intero anno fino al prossimo 30 giugno ben 90.000 tonnellate di rifiuti verranno spediti all'estero, stavolta in Finlandia. Lasciamo Palermo, andiamo a Sperlinga, il più piccolo comune dell'Ennese, che brucia il vasto fronte di fiamme che da ieri pomeriggio divora decine di ettari di aree boschive e coltivate fra Nicosia e lo stesso comune, la stessa località. Ha preso forza durante la notte, minacciate anche abitazioni i cui residenti sono stati evacuati. A Palermo una coraggiosa commerciante si è ribellata al tentativo di rapina nel suo negozio di generi alimentari, cercando di bloccare un tunisino che voleva rubare l'incasso. Il malvivente l'ha colpita in testa con una borraccia, sono stati i passanti a chiamare i carabinieri che hanno bloccato il rapinatore. Arrestati a Siracusa 2 scafisti egiziani. Intanto 68 migranti sono sbarcati a Lampedusa,
dopo che le 3 imbarcazioni sulle quali viaggiavano sono state soccorse dalla Guardia di Finanza e Capitaneria. Ieri c'erano stati complessivamente sbarchi per 148 persone. Al momento l'hotspot di Contrada Imbriacola accoglie 240 migranti, fra i quali 20 minori non accompagnati. Nelle ultime ore 43 migranti ancora sono sbarcati a Pozzallo. Cambiamo argomento. La reliquia tanto cara ai devoti di Sant'Agata, il velo rosso della martire della diocesi di Catania, ha raggiunto la chiesetta di Cannizzaro della diocesi di Acireale, esaudendo così il desiderio di tanti fedeli. Adelaide Barbagallo. Il velo di Sant'Agata, quel velo rosso che arrestò la lava dell'Etna e cui tanti miracoli gli vengono attribuiti, ha iniziato il suo pellegrinaggio ed è arrivato a Cannizzaro, frazione della diocesi di Acireale, dove è forte la devozione e l'attaccamento alla patrona di Catania. Da tempo, ha ricordato il parroco Don Venerando Licciardello, gli abitanti della zona sognavano questo momento. Addirittura sono stati trovati dei documenti storici secondo cui già nel 600 veniva chiesto di poter aprire una chiesetta in questo territorio dedicata a Sant'Agata. E i sogni sono diventati realtà, ha sottolineato il parroco della cattedrale di Catania Barbaro Scionti, che ha portato il Sacro Velo nella chiesa Immacolata Concezione. I sogni diventano realtà quando si incontra il nostro desiderio e la volontà di Dio. Certamente la volontà di Dio era quella che Sant'Agata venisse a trovare questa comunità limitrofa alla nostra città. Ci siamo venuti con gioia, il nostro arcivescovo ha voluto che questo si potesse realizzare, io sono qui, è festa di comunione, festa di amicizia, festa di gioia di sentirci cristiani, figli di quel Dio che porta pace e ci rende operatori di pace. Chiesa gremita e accoglienza festosa che si è conclusa con una processione per le vie di Cannizzaro. Il 16 agosto, vigilia della festa di Sant'Agata d'estate, il velo sarà esposto in cattedrale a Catania e poi la sera portato in processione. Sempre a Catania sono stati completati i lavori di riqualificazione di Piazza Santa Maria di Gesù, da diversi anni in condizioni di degrado. Da oggi la fontana, eccola qua, torna in funzione, così come l'impianto di illuminazione. A 77.000 euro il costo dell'intervento per restituire decoro a uno degli spazi simbolo della città, dove anticamente sorgeva il lago di Nicito, prosciugato dall'eruzione lavica del 1669. Passiamo alla musica, attesa ancora a Catania per il concerto di Irama, questa sera alla Villa Bellini per il Summer Fest, unica tappa siciliana. Oltre 6.000 presenze previste con fan in arrivo da tutta l'isola. Roberta Lunghi. A Bellini facciamo la nostra breve pausa, tra poco le ultime del calciomercato per il Catania e la finale scudetto di beach soccer. State con noi, vi aspettiamo. Andiamo nel calcio, il Catania ancora è impegnato a definire l'organico in quest'ultimo mese di mercato con alcuni colpi addirittura d'arrivo. Domani farà il suo esordio ufficiale in stagione in Coppa Italia contro la Carrarese. Marco Carli. Coppa Italia alle porte, appuntamento di prestigio conquistato grazie all'affermazione nella Coppa DC dello scorso anno. La partita di Chiavari domani alle 18 con la Carrarese rappresenta un piccolo spartiacque per il Catania fra il ritiro precampionato di Assisi e un mese di agosto che vedrà i rossazzurri protagonisti in gare ufficiali fin dalle battute iniziali a partire, come detto, proprio dalla Coppa Italia VIP con la Carrarese. Tutte le partite della manifestazione dal turno preliminare ai quarti sono in gara unica con rigori senza supplementari in caso di pareggio nei 90 minuti. Nel caso di passaggio del turno il 12 agosto ci sarebbe il Cagliari, comunque gli etnei avranno poi la Coppa Italia di categoria e il 24 agosto l'esordio con il Sorrento in campionato. Il gruppo, con il supporto di alcuni giocatori dell'Under 19, si sta spostando verso Chiavari in Liguria, sede della partita. Lo spartiacque fra luglio e agosto e ovviamente anche sul mercato. Faggiano sta lavorando per completare una rosa che negli intendimenti del club deve essere competitiva. Il reparto più completo è di sicuro il centrocampo, grazie anche ai due esterni che Radio Mercato
mercato da Percerti, Guglielmotti e Lunetta, il primo esterno di destra dal Lecco, l'ultima stagione alla Reggiana, il secondo esterno sinistro sempre dal Lecco nell'ultimo anno anche al Sud Tirol. In mezzo si fa ancora il nome di De Rose e poi c'è l'attacco, Gomez su tutti e Montalto dalla Casertana al posto di Costantino che farebbe il viaggio inverso. Sono i nomi del momento, ma non si abbandonano altre piste, non è più calcio d'agosto, è un mese importante, il Catania proverà a farsi trovare pronto. Beach Soccer, da oggi scatta la Final 8 che vale lo scudetto. In lizza anche 2 squadre catanesi che in stagione si sono già contese la vittoria in Coppa Italia. Marco Carli. Si erano ritrovati un mese fa nella finale di Coppa Italia. Da oggi Catania FC e Catania Beach Soccer saranno di scena nelle Final 8 del campionato. La Coppa Italia è andata al Catania FC alla prima storica affermazione. Nella corsa scudetto le 2 catanesi avranno di fronte altre 6 squadre per contendersi il titolo attualmente detenuto da Viareggio e che verrà assegnato domenica. In lizza le 7 migliori della pool scudetto insieme alla prima classificata della pool promozione. Nelle Marche va in scena l'atto finale dopo una stagione che si è sviluppata su 9 tappe in 8 località. Gli impegni delle Etnee. Il Catania FC affronterà il Viareggio, i campioni in carica sono arrivati terzi, il Catania sesto a soli 3 punti di distanza. È la 10ª sfida fra le 2 squadre, 6 successi per i viareggini, 3 per gli etnei. Partita in programma alle ore 15:30. Alle 18:30 invece si sfideranno Catania Beach Soccer e San Benedettese. Etnei e marchigiani dal 2013 si sono incontrati 17 volte. Sono 12 successi del Catania che non perde con la Samb dal 2021. Il club rossazzurro ha concluso al secondo posto, 10 punti in più della Samb arrivata settima. Si fa subito sul serio dunque favorito il Pisa, che ha chiuso davanti a tutti la prima parte del campionato, ma in 10 occasioni la squadra che ha dominato quella che possiamo definire la stagione regolare poi non è riuscita a centrare il bersaglio grosso. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per la prossima edizione lo sapete è alle 20, grazie, buon pomeriggio.